Benvenuti in un viaggio nel cuore di Roma, dove storia e bellezza si fondono in Piazza San Marco. Questa piazza, sebbene più piccola della sua omonima veneziana, detiene un'importanza storica profonda, collegando il Campidoglio al centro della città. Al suo fianco sorge l'antica basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio, un tesoro d'arte e fede. Il nostro obiettivo è svelare i segreti e le meraviglie di questo sito, esplorando la sua ricca storia e i suoi tesori. La storia della Basilica di San Marco affonda le radici nel IV secolo d.C., quando Papa Marco la fondò nel 336 d.C. Questa fondazione la rende una delle chiese più antiche di Roma, inizialmente nota come Titulus Marci. Dedicata a San Marco Evangelista, la basilica ha mantenuto un forte legame con la comunità veneziana a Roma, specialmente dopo il XV secolo d.C. Nel corso dei secoli la basilica ha subito importanti ricostruzioni, come quella avvenuta nel IX secolo d.C. sotto Papa Gregorio IV. Questi interventi hanno plasmato l'edificio che vediamo oggi, un'amalgama di stili che raccontano la sua lunga storia. All'interno, la basilica custodisce opere d'arte di inestimabile valore, tra cui spicca il mosaico absidale bizantino del IX secolo d.C. Questo capolavoro raffigura Cristo al centro, affiancato da figure sacre e 12 agnelli che simboleggiano le 12 tribù di Israele. La facciata rinascimentale, con il suo portico a tre archi, è un altro elemento di grande pregio, forse opera di Leon Battista Alberti. Il campanile romanico, decorato con antiche ceramiche, aggiunge un ulteriore strato di storia e bellezza all'edificio. La piazza San Marco ha svolto un ruolo cruciale come collegamento storico tra il Campidoglio e il cuore della città. Il Campidoglio, con i suoi templi, rappresentava il fulcro politico e religioso dell'antica Roma. Nel XVI secolo d.C., Michelangelo ridisegnò la vicina piazza del Campidoglio, riorientando il centro civico. Questa piazza e la sua basilica sono testimoni silenziosi di millenni di storia, arte e tradizione romana. Dalle sue origini nel IV secolo d.C. alle successive trasformazioni, ogni pietra racconta una storia. Speriamo che questo viaggio vi abbia ispirato a esplorare ulteriormente le meraviglie di Roma. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti. Mettete un like al video per farci sapere che avete apprezzato il nostro lavoro. Scrivete un commento qui sotto per condividere le vostre impressioni o domande e condividete il video con le persone a cui può interessare questa affascinante storia romana.